profeta Geremia. In quei giorni i morte appunto perché gli scoraggi sono rimasti in questa città e scoraggia tutto il popolo simili parole, poiché non cerca il benessere del popolo, ma il male. Il re se decide, egli è nelle vostre mani, re infatti contro di voi. Essi allora presero Geremia e lo gettarono in Malachia, un figlio del re, la quale si trovava nell'atrio della prigione. Nella non c'era acqua, ma via nel fango. Ebed-Melech uscì dalla reggia e disse al re: O re mio signore, quegli uomini hanno agito male facendo quanto ha fatto al profeta Geremia nella cisterna. Egli morirà di fame là dentro, nella città. Allora il re diede questo: con te 3 uomini di qui e tira su il profeta Geremia dalla cisterna prima che muoia. Parola di Dio. Signore, vieni presto in mio aiuto. Signore, vieni presto in mio aiuto. Ho sperato del Signore, su di me si è chinato, ha dato ascolto al mio grido. Signore, vieni presto in mio aiuto. Mi ha tratto da un pozzo di acque tumultuose, dal palude, ha stabilito sulla roccia, ha reso sicuri. Signore, vieni presto. Sulla bocca un canto nuovo, una lode. Molti vedranno e avranno timore e confideranno nel Signore mio aiuto. Ma io sono povero e bisogno di me ha cura il Signore. Tu sei mio aiuto e mio liberatore, mio Dio, non tardare. Signore, vieni mio aiuto. Da ebrei, fra di noi circonda moltitudini a tutto ciò che è di peso e il peccato che ci assedia. Corriamo con perseveranza nella corsa che ci sta davanti. Lo sguardo su Gesù, colui che dà origine alla fede, e lì di fronte alla gioia che gli era posta, pose alla croce, disprezzando il disonore, e siede al trono di Dio. Pensate attentamente a colui che contro di sé perché non vi stanchiate perdendovi d'animo. Ancora resistito fino al sangue nella lotta contro il peccato. La di Dio. Alleluia, alleluia, alleluia. Le mie pecore ascoltano la mia voce, dice il Signore. Se mi seguono, alleluia, alleluia, alleluia.
Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: sono dare fuoco sulla terra, vorrei che fosse già acceso. Ho un battesimo nel quale sarò battezzato. Finito. Pensate che io sia venuto a portare era? No, io vi dico. D'ora innanzi in una famiglia vi sono 5 persone, saranno divisi 3 contro 2 e 2 padre contro e figlio contro padre, madre contro figlia e figlia, suocera contro nuora e nuora contro suocera. Parola del Signore. Fratelli e sorelle, il Signore vi dia la sua pace. Abbiamo dato la sorte di profeta Geremia, la sorte di un profeta. Ma perché Geremia, perché il profeta dovrebbe subire questo? È proprio portatore, testimone della verità. Qui Geremia è contro una visione, non solo una visione del governo del suo tempo, dei comandanti, i nemici per l'invasione della Giudea, del paese. E l'esercito era debole. E allora lui dice: no, non andare a combattere, perché sarete sconfitti. E questi capi non hanno capito quello. Si sono rivolti contro i profeti. E quello perché Geremia subisce questa sorte. In questo momento di difficoltà, sempre la mano del Signore. Dai per la verità e rimarrà con lui di lui, quindi la proteggerà, le proteggerà. E proprio anche per noi siamo per verità. Qualunque accade, siamo sicuri che siamo nella mano. È proprio forse di un altro modo quello che Gesù ci dice nel Vangelo. Ma chi sembra un po' contraddittorio, di cui sappiamo già dall'inizio quello che abbiamo cantato nell'inno della gloria. Quando gli angeli vengono a annunciare la nascita di Gesù, gloria a Dio nell'alto dei cieli e uomini dal Signore. Gli uomini dal Signore. Perché? Perché è nato un Salvatore. Ma qui Gesù si dice della divisione, del fuoco. Ma come mai? Diventa una contraddizione di quello che gli angeli avevano annunciato. E quando Giovanni Battista, già prima nel capitolo 2, sempre del Vangelo di Luca, dalla missione di Gesù, Giovanni Battista dice ai suoi discepoli:
ma viene colui che è più forte di me, a cui non sono degno di slegare i lacci dei sandali. Egli vi battezzerà santo e fuoco. Ecco quello che è la strada, la missione di Gesù. Battezzare Spirito Santo e fuoco. Ma allora che significa? Vuol portare fuoco, di cui Gesù parla. Portare fuoco. Ci sono queste due cose, fuoco. Queste due metafore proprio sono le metafore della rigenerazione. È proprio anche fondamento della profetica. Perché il fuoco, il ruolo del fuoco è la purificazione. Il fuoco passa, purifica, lascia totalmente puro, sia la terra, per esempio, dove si pratica no? Per seminare, si mette il fuoco e poi è già preparata, si semina, pura in questo momento. E allora il fuoco che Gesù viene a portare come fuoco profetico è quella della purificazione. Tutto il male contro tutto quello che noi non possiamo vivere veramente, pienamente la nostra umanità, contro le violenze, così purifica i cuori. È il fuoco di Gesù. Il fuoco di Gesù è questo fuoco che purifica. E allora dove è la verità? Anche questo senso di verità, dove si vive la verità, non anzi, tutto il linguaggio perfetto, chiaro, linguaggio di nascondimento, di ipocrisia, pure. E allora qui non può essere qualcosa, mettiamoci d'accordo, di compromesso, come oggi se seguiamo 2 giorni a Alaska, no? Questi potenti si sono la parte dell'accordo, perché dove c'è l'accordo, un momento questo accordo cadrà. E quello, si sono messi d'accordo 1913-14 la prima guerra mondiale, poi 40-45 la seconda guerra mondiale, dappertutto, ma cosa è accaduto? Ancora la guerra. Quindi la pace non è un risultato dell'accordo, falso, anzi è il risultato di un comportamento rispettoso tra gli uomini. Il mio ci dice, la regola d'oro qual è? Non è fare a qualcuno quello che a te non piace. E sì, quella è la regola, il risultato di questa vita rispettosa umana sarà la serenità, la pace, perché la pace è una attitudine, solo uno stato di benessere, non è qualcosa di accordo. Se facciamo accordo con la pace, non siamo profeti. E allora quello che Gesù
sradicare tutte queste menzogne, perché rimaniamo realmente quello che Dio ci ha voluto dalla creazione, creati a sua somiglianza, dove non c'è la falsità, dove tutto è chiaro, perfetto, con voi. Professiamo la nostra fede in un solo Dio, Signore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili. Credo in un solo Signore Gesù, unigenito Figlio dal Padre prima da Dio, luce da Lui, vero da Dio vero, generato e non creato della stessa sostanza. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create e per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo. Si è incarnato nel segno della Vergine e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto. Il terzo pitture è salito al cielo alla destra e di nuovo verrà nella gloria di cari vivi e i morti, e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo, che è Signore Padre, il Figlio e glorificato, e ha parlato per me, Chiesa una, santa e apostolica. Professo un solo battesimo per il perdono aspetto la risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Fratelli e sorelle, chiediamo al Padre forza e perseveranza per essere testimoni credibili dell'amore di Dio riversato nei nostri cuori. Diciamo insieme: Padre buono, infiammaci del tuo amore. Per Papa Leone XIV, i vescovi e tutti i ministri della Chiesa tengano sempre vivo il fuoco del Signore Gesù ha portato sulla terra. Preghiamo. Tutti i popoli scoprano che solo in Cristo si può compiere l'anelito della giustizia. Trovino nei loro governanti veri collaboratori dell'azione di Dio. Preghiamo. Padre buono, infiammaci del tuo amore. Per coloro che sono osteggiati e perseguitati fede, a Cristo crocifisso, trova e coraggio per rimanergli fedeli. Preghiamo. Padre buono, infiammaci del tuo amore. Per ciascun credente, tenendo lo sguardo fisso su Cristo, non abbia timore di dare testimonianza del che ha costo tranquillità. Preghiamo. Padre buono, infiammaci. Ascolta, oh Padre, le nostre manda il tuo Santo Spirito a infiammare i nostri cuori e a renderci operatori della tua pace per essere del Signore Gesù. Egli vive e regna nei secoli dei secoli.
Benedetto sei tu, Signore Dio dell'universo. Dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo vino, frutto della vita e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi bevanda di salvezza. Pregate, fratelli e sorelle, perché questa nostra famiglia, radunata dallo Spirito Santo nel nome di Cristo, possa offrire il sacrificio gradito a Dio Padre Onnipotente. Signore, riceva dalle tue mani questo sacrificio, alla gloria per il bene nostro e di questa importante. Accogli, o Signore, i nostri doni, nei quali si compie il mirabile scambio tra la nostra povertà e la tua grandezza, perché offrendoti il pane e il vino che ci hai dato, possiamo ricevere te stesso, per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza. Rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. Con il sangue del tuo Figlio e la potenza dello Spirito hai raccolto intorno a te i figli dispersi a causa del peccato, perché il tuo popolo, radunato nella comunione della Trinità, all'ode della tua multiforme sapienza, sia riconosciuto corpo di Cristo, Tempio dello Spirito, Chiesa del Dio vivente. Per questo mistero di salvezza, uniti ai cori degli angeli, proclamiamo esultanti la tua lode. Santo, 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 il Signore Dio dell'universo, i cieli e la terra sono pieni della tua gloria. Osanna nell'alto dei cieli, benedetto colui che viene nel nome del Signore. Osanna nell'alto dei cieli. Veramente santo sei tuo Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.
Mistero della fede. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza. E ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo. Lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra e qui convocata nel giorno in cui Cristo ha vinto la morte e ci ha resi partecipi della sua vita immortale. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Riccardo, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti. Ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia. Donaci di aver parte alla vita eterna insieme con la Beata Maria, Vergine Madre di Dio, San Giuseppe suo sposo, gli Apostoli, Sant'Antonio e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Guidati dallo Spirito di Gesù e illuminati dalla sapienza del Vangelo, preghiamo. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni, ai nostri cuori, alle nostre famiglie. E con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Tuo è il regno, tua è la potenza e la gloria. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli, vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia sempre con voi. E con il tuo spirito. Cambiatevi dono della pace. Agnello di Togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, dona a noi la pace. Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello. O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato. Canto numero 492.
Vieni, vieni, Spirito d'amore, ad insegnar le cose di Dio. Vieni, vieni, Spirito di pace, a suggerir le cose che Lui ha detto a noi. Noi ti invochiamo, Spirito di Cristo, vieni tu dentro di noi, cambia i nostri occhi, fa che noi vediamo la bontà di Dio per noi. Vieni, vieni, Spirito d'amore, ad insegnar le cose di Dio. Vieni, vieni, Spirito di pace, a suggerir le cose che Lui ha detto a noi. Vieni, o Spirito, dai quattro venti e soffia su chi non ha vita. Vieni, o Spirito, e soffia su di noi, perché anche noi riviviamo. Vieni, vieni, Spirito d'amore, ad insegnar le cose di Dio. Vieni, vieni, Spirito di pace, a suggerir le cose che Lui ha detto a noi. Insegnaci a sperare, insegnaci ad amare, insegnaci a lodare il Dio. Insegnaci a pregare, insegnaci la via, insegnaci tu l'unità. Vieni, vieni, Spirito d'amore, ad insegnar le cose di Dio. Vieni, vieni, Spirito di pace, a suggerir le cose che Lui ha detto a noi. Preghiamo. O Dio, che in questo sacramento ci hai fatti partecipi della vita di Cristo, ascolta la nostra umile preghiera. Trasformaci a immagine del tuo Figlio, perché diventiamo coeredi della sua gloria nel cielo. Egli vive e regna nei secoli dei secoli. Per il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre,
Figlio e Spirito Santo. La gioia del Signore sia la nostra forza, andate in pace. Ave o Vergine, saluti, come l'agno l'angelò. Ave o plene d'ogni grazie, il Signore è con voi. Daimi un'eccialade, con quel voli splenda amore, o Gran Maria Immacolate, o colombe dal Signore, viene l'alme mattutine, viene un agnol dal Signore, ma vo Vergine divine, vos es fiele plui di lor, faisi d'onghie o chiare mari, con quel vuestri biel bambin, ch'io luciali, ch'io lutoci, ch'io lo bussi ch'el ninin, ch'io luciali, ch'io lutoci, ch'io lo bussi ch'el ninin. Sia lodato Gesù Cristo, ciao a tutti, eccoci qui al Vangelo di oggi con Fra Stefano, il Vangelo del giorno domenica 17 agosto San Giacinto, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Preghiamo. O Dio che hai preparato beni invisibili per coloro che ti amano, infondi nei nostri cuori la dolcezza del tuo amore, perché amandoti in ogni cosa e sopra ogni cosa, otteniamo i beni da te promessi, che superano ogni desiderio.
per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Luca. Gloria a te, o Signore. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: sono venuto a gettare fuoco sulla terra, e quanto vorrei che fosse già acceso. Ho un battesimo nel quale sarò battezzato, e come sono angosciato finché non sia compiuto. Pensate che io sia venuto a portare pace sulla terra? No, io vi dico, ma divisione. D'ora innanzi, se in una famiglia vi sono 5 persone, saranno divisi 3 contro 2 e 2 contro 3. Si divideranno padre contro figlio e figlio contro padre, madre contro figlia e figlia contro madre, suocera contro nuora e nuora contro suocera. Parola del Signore. Lode a te, o Cristo. Gesù non è venuto a portare una fede tiepida, fatta di abitudini, parole ripetute senza vita, è venuto a gettare fuoco. Un fuoco che brucia dentro, che illumina le tenebre, che scalda i cuori spenti. Un fuoco che trasforma. E noi come siamo? Siamo vivaci nella fede o siamo spenti? Vogliamo davvero accogliere questo fuoco? Il fuoco dello Spirito Santo non è violenza, ma forza. Non è distruzione, ma passione. È il fuoco che rende la fede ardente e viva, che ci spinge a non accontentarci di una religione di facciata, ma ci chiama ad essere coraggiosi nella carità, audaci nel perdono, creativi nell'annuncio del Vangelo. Oggi più che mai c'è bisogno di cristiani infuocati, non spenti, di cuori che ardono per Dio e per gli altri, di persone che anche tra 1000 difficoltà portano luce dove c'è buio, speranza dove c'è stanchezza, amore dove regna indifferenza. Allora chiediamo con sincerità: Signore, accendi in me quel fuoco che tu desideri. Fammi ardere di Spirito Santo. Liberami dalla tiepidezza, dalla paura, dall'indifferenza. Donami una fede viva, una carità che osa, un coraggio che contagia. Amen. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. La benedizione per te e per le persone che porti nel cuore. Il Signore sia con voi. Ci benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. E grazie per questo tempo che abbiamo passato insieme nell'ascolto della parola di Dio e vi auguro di cuore una santa domenica. Ciao ciao e abbi cura di te. Eccolo qua, Beppe. Bravo. Buongiorno a te, Gesù, accendi il sole nel cuore, voglio sentirti, voglio amarti. Buongiorno a te, Gesù, illumina il mio cammino, voglio seguirti, voglio rodarti, vederti splendere, Signore, nella luce della tua grazia, ricolmi della tua pace, cantiamo gloria, 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 vederti splendere, Signore, in ogni battito del cuore, ci avvolgi con il tuo amore, cantiamo gloria, gloria, gloria. Svegliami al tuo amore, Gesù, fammi sentire la tua voce, voglio seguirti, voglio servirti, rinnova ogni giorno in me la speranza che non muore, nella tua luce voglio vivere.
Signore, della luce della tua grazia, nei colmi della tua pace, cantiamo gloria, 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 vederti splendere, Signore, in ogni battito del cuore, ci avvolgi con il tuo amore, cantiamo gloria, gloria, gloria. Sei santo, 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 Gesù, tu sei la via. Sei santo, 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 in te la mia speranza è viva. Vederti splendere, Signore, nella luce della tua grazia, nei colmi della tua pace, cantiamo gloria, 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 Signore, in ogni battito del cuore, ci avvolgi con il tuo amore, cantiamo gloria, gloria, gloria. Buongiorno e buona e santa domenica a tutti voi, fratelli e sorelle. Dio vi benedica sempre tutti, pace e bene, Ave Maria. Come ogni giorno, prima delle preghiere del mattino, riflettiamo sulle letture del giorno. Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: sono venuto a gettare fuoco sulla terra e quanto vorrei che fosse già acceso. Ho un battesimo nel quale sarò battezzato e come sono angosciato finché non sia compiuto. Pensate che io sia venuto a portare pace sulla terra? No, io vi dico, ma divisione. D'ora innanzi, se in una famiglia vi sono 5 persone, saranno divise 3 contro 2, 2 contro 3. Si divideranno padre contro figlio e figlio contro padre, madre contro figlia e figlia contro madre, suocera contro nuora e nuora contro suocera. La parola del Vangelo cancelli i nostri peccati. Carissimi fratelli e sorelle, oggi è 17 agosto 2025, la Chiesa celebra la 20ª domenica del tempo ordinario. Carissimi fratelli e sorelle, oggi la Chiesa celebra la 20ª domenica del tempo ordinario e ci offre una parola forte, provocante, che scuote la nostra coscienza e ci ricorda quanto il Vangelo non sia mai comodo oppure superficiale. Questa di oggi è una parola che non si limita ad accarezzare la nostra vita, ma la interroga, la mette in discussione, la purifica e la indirizza verso la verità del Vangelo. Vedete, Gesù stesso oggi ci ricorda che seguirlo non è una scelta semplice, ma è una decisione molto importante che tocca ogni aspetto della nostra esistenza. Nella prima lettura che ascolteremo oggi durante la Santa Messa, tratta dal libro del profeta Geremia, il profeta ci presenta una figura che più di altre ha sperimentato il peso e la fatica della fedeltà di Dio. Geremia non ha scelto un cammino facile, ma ha accettato la missione di annunciare la parola, anche quando questa risultava scomoda. Per questo Geremia viene perseguitato, calato in una cisterna fangosa, abbandonato come un traditore. Ma proprio qui, nel fango della solitudine e del rifiuto, Geremia ci mostra il volto autentico del profeta, che non è colui che cerca il consenso, ma è colui che resta fedele alla parola, anche a costo della propria vita.
Carissimi fratelli e sorelle, questa pagina di oggi ci invita a domandarci davvero se siamo disposti anche noi a restare fedeli a Cristo, anche quando la sua parola non è accolta, quando suscita incomprensioni, quando il nostro impegno evangelico non viene compreso o addirittura viene osteggiato. Vedete, la profezia di Geremia è un monito per tutti noi, ma è anche un incoraggiamento, perché il Signore non abbandona mai chi rimane saldo nella sua missione, non abbandona mai chi gli resta fedele. Nella seconda lettura che ascolteremo oggi durante la Santa Messa, tratta dalla lettera agli Ebrei di San Paolo Apostolo, Paolo ci aiuta a guardare il nostro cammino cristiano con gli occhi della fede. Infatti in questa seconda lettura Paolo ci invita a correre con perseveranza, a non lasciarci appesantire da ciò che ci ostacola, tenendo sempre fisso lo sguardo su Gesù, colui che dà origine e porta a compimento la nostra fede. Vedete, fratelli e sorelle, questo è un invito a non scoraggiarci mai nelle prove, a resistere nella lotta contro il male, sapendo che Cristo ha sofferto l'ostilità dei peccatori e ha versato il suo sangue per ognuno di noi. Carissimi fratelli e sorelle, la fede non è una passeggiata tranquilla, ma è una corsa che richiede costanza e fiducia. E proprio in questo impegno, spesso faticoso e carico di ostacoli, scopriamo la forza che viene da Cristo e la comunione con la schiera dei testimoni che ci hanno preceduto. Ricordatelo, non siamo mai soli. Tutti noi corriamo con i fratelli nella fede, accompagnati dai santi e sostenuti dall'amore del Padre. Nel Vangelo secondo Luca che ascolteremo oggi durante la Santa Messa e che abbiamo ascoltato anche adesso, Gesù ci sorprende con parole molto forti e rileggiamo: «Sono venuto a portare fuoco sulla terra e quando vorrei che fosse già acceso. Pensate che io sia venuto a portare la pace sulla terra? No, ma divisione». Carissimi fratelli e sorelle, queste sono parole che ci interrogano e che possono perfino scandalizzare, perché tutti noi associamo sempre Gesù alla pace, alla riconciliazione, all'amore che unisce. Eppure il Signore, nonostante queste parole, è venuto davvero come il principe della pace. Ma questa è una pace che nasce dalla verità e non dal compromesso. Carissimi fratelli e sorelle, il fuoco che Gesù è venuto a portare, il fuoco dello Spirito, il fuoco dell'amore che purifica, il fuoco che brucia ciò che è falso, che illumina ciò che è nascosto, questo è un fuoco che può creare divisioni, perché chi sceglie di accoglierlo non può vivere più nella menzogna oppure nell'indifferenza. Accogliere il Vangelo significa spesso andare controcorrente, tante volte anche nelle nostre famiglie, con le nostre amicizie, nella società. Vedete, il discepolo di Cristo non può cercare solo l'approvazione, ma deve avere il coraggio della verità, sapendo che questa verità può dividere, perché mette in luce ciò che è autentico e ciò che non lo è. Ecco perché Gesù oggi ci dice: sono venuto a portare il fuoco sulla terra e come vorrei che fosse già acceso. Qui è come se Gesù ci stesse dicendo: sono venuto a portare lo Spirito Santo e come vorrei che fosse già acceso di quell'amore, affinché possiate diventare davvero testimoni di quella parola che salva, la parola della vita. Carissimi fratelli e sorelle, oggi la parola di Dio ci chiama ad una scelta radicale,
Il profeta Geremia ci mostra che la fedeltà di Dio può costare incomprensione e solitudine, ma è proprio lì che si manifesta la fedeltà al Signore. Invece la lettera agli Ebrei ci incoraggia a non mollare nella corsa, a guardare sempre a Cristo come alla nostra forza, al nostro premio. Invece il Vangelo ci ha ricordato che il fuoco del regno non può lasciare le cose come sono, ma chiede un rinnovamento profondo e totale. Gesù non ci invita a cercare lo scontro, ma ci avverte che la sua parola, se accolta con sincerità, non può convivere con il male, con l'ingiustizia, con i compromessi che tolgono la libertà e la verità, perché la sua parola è parola di vita. Allora, fratelli e sorelle, ricordate che la nostra fede non è mai una scelta tiepida, ma è una risposta di amore che comporta anche lotta, impegno, resistenza. Allora oggi chiediamo al Signore di accendere in noi il fuoco del suo Spirito, affinché la nostra vita possa illuminare e riscaldare chi incontriamo. E se questo comporterà fatica, incomprensioni oppure divisioni, ricordiamo che non siamo mai soli, ma che il Signore cammina con noi e che la sua pace, quella vera, quella che nasce dalla verità e dall'amore, sarà sempre la nostra ricompensa, insieme al paradiso e alla vita eterna. Adesso, fratelli e sorelle, preghiamo tutti insieme le preghiere del mattino di oggi, 17 agosto 2025. 20ª domenica del tempo ordinario. L'angelo del Signore portò l'annuncio a Maria ed ella concepì per opera dello Spirito Santo. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Eccomi, sono la serva del Signore, si compie in me la tua parola. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. E il Verbo si fece carne e venne ad abitare in mezzo a noi. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Prega per noi, Santa Madre di Dio, affinché siamo resi degni delle promesse di Cristo. Preghiamo. Infondi nel nostro spirito la tua grazia, o Padre, tu che all'annuncio dell'angelo ci hai rivelato l'incarnazione del tuo Figlio, per la sua passione e la sua croce guidaci alla gloria della risurrezione, per Cristo nostro Signore. Amen.
Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Angelo di Dio, che sei il mio custode, illumina, custodisci, regge e governa me, che ti fui affidato dalla pietà celeste. Amen. Per i nostri cari defunti e per le anime del purgatorio, l'eterno riposo dona loro, Signore, risplenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen. L'eterno riposo dona loro, Signore, risplenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen. L'eterno riposo dona loro, Signore, risplenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Ti adoro, oh mio Dio, e ti amo con tutto il cuore. Ti ringrazio di avermi creato, fatto cristiano e conservato in questa notte. Ti offro le azioni della giornata, fa che siano tutte secondo la tua santa volontà e per la maggior gloria di Dio. Preservami dal peccato e da ogni male. La tua grazia sia sempre con me e con tutti i miei cari. Amen. Per tutti i fratelli e sorelle ammalati e ricoverati. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci abbandonare alla tentazione, ma liberaci dal male. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Cuore divino di Gesù, io ti offro per mezzo del cuore immacolato di Maria, Madre della Chiesa, in unione al sacrificio eucaristico, le preghiere e le azioni, le gioie e le sofferenze di questo giorno, in riparazione dei peccati per la salvezza di tutti gli uomini, nella grazia dello Spirito Santo, a gloria del Divin Padre. Amen. Per tutti i fratelli e sorelle carcerati e senza tetto. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci abbandonare alla tentazione, ma liberaci dal male. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Atto di fede.
Mio Dio, perché sei verità infallibile, credo fermamente in tutto quello che tu hai rivelato e la Santa Chiesa ci propone a credere, ed espressamente credo in te, unico vero Dio, in tre persone uguali e distinte, Padre, Figlio e Spirito Santo. E credo in Gesù Cristo, Figlio di Dio, incarnato e morto per noi, il quale darà a ciascuno, secondo i meriti, il premio o la pena eterna. Conforme a questa fede voglio sempre vivere. Signore, accresci la mia fede. Per tutti i fratelli e sorelle poveri e senza lavoro. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci abbandonare alla tentazione, ma liberaci dal male. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Atto di speranza. Mio Dio, spero dalla tua bontà, per le tue promesse e per i meriti di Gesù Cristo nostro Salvatore, la vita eterna e le grazie necessarie per meritarla con le buone opere che io debbo fare e voglio fare. Signore, che io possa goderti in eterno. Amen. Per tutti i fratelli e sorelle benefattori e collaboratori. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci abbandonare alla tentazione, ma liberaci dal male. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Atto di carità.